Buongiorno, buongiorno, in diretta con Focus TG. È stato arrestato a Monfalcone il killer dell'81enne che è stato ucciso a Limena in casa e chiuso in un armadio. Ci collegheremo tra poco con Bernardo Gulotta della nostra redazione di Trieste. Intanto vediamo il titolo del piccolo di Trieste, omicidio di Limina. Ecco chi è il triestino che ha confessato di aver ucciso l'anziano. Alessio Battaglia, 41 anni, è stato fermato a casa della compagna con l'accusa di aver ucciso Franco Bergamini. Il passato segnato dai guai con la giustizia, le estorsioni ai più deboli, la vita ai margini di Trieste. Quindi uno sbandato che conviveva con la vittima e che dopo aver ucciso il pensionato si era dato alla fuga. È stato, come vi dicevo, rintracciato e fermato a Monfalcone. Ci collegheremo tra poco con Bernardo Gulotta per avere altri particolari in diretta. Mi sembra di vederlo, lo vedo in diretta. Allora a te Bernardo, a te. Buongiorno direttore, siamo a Monfalcone, piazza Cavour 22, questo è il luogo dove i carabinieri di Padova in collaborazione con quelli di Monfalcone hanno effettuato ieri nel tardo pomeriggio il blitz per rintracciare Alessio Battaglia, 40enne triestino che è ritenuto responsabile, come hai detto tu giustamente poco fa, responsabile dell'omicidio di Franco Bernardo Bergamini, 80 anni, nell'appartamento di Limena, dove è stato trovato cadavere all'interno di un armadio dentro 2 sacchi. Battaglia è fuggito e si è proprio rifugiato a Monfalcone, non dalla compagna come è stato detto inizialmente, ma da un conoscente in questa zona centralissima della città dei Cantieri in provincia di Gorizia. Il blitz è scattato ieri pomeriggio, la palazzina era stata già tenuta sotto osservazione dalle forze dell'ordine, dai carabinieri in particolare, per 24 ore, poi hanno scelto il momento giusto per sfondare la porta, il portone dello stabile e identificare e rintracciare proprio Battaglia. Battaglia è stato interrogato, reo confesso di aver avuto un litigio con Bergamin, dal quale viveva da diversi mesi. I fatti, stando alla nota della Procura di Padova, risalgono al 22 di febbraio. Difatti il cadavere trovato all'interno dell'appartamento di Limena era in avanzato stato di decomposizione, quindi Battaglia già aveva lasciato il Padovano da diversi giorni, almeno una decina di giorni, proprio per venire qui a Monfalcone. Lui, originario di Trieste, come detto, aveva anche pubblicato sui social una risposta a un messaggio di un'amica dicendo: sono a Trieste. Questo è stato pensato dagli inquirenti come un tentativo di depistaggio rispetto alla sua posizione in questi giorni, di dove non era ancora rintracciato. Poi i carabinieri, come detto, attraverso le loro indagini sono riusciti a risalire alla sua posizione qui a Monfalcone e ieri è scattato questo blitz. Reo confesso di aver avuto un litigio con Bergamin, ha affermato di avergli messo le mani addosso. Ora Battaglia si trova al carcere di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del convalido dell'arresto. Per ora si tratta di un fermo per presunto omicidio volontario. Questi i dettagli delle ultime ore. Infatti questa operazione dei carabinieri si è svolta proprio nella giornata di ieri pomeriggio, ripeto, una collaborazione tra i carabinieri di Padova e quelli di Monfalcone. Un fatto che, come ricordavi tu, non fa che appesantire quella che è la situazione del 40enne triestino, che già in passato si era reso responsabile di alcuni episodi per cui era stato già attenzionato dalle forze dell'ordine, situazioni che hanno a che fare anche con questioni sociali, questioni di degrado e truffe e raggiri nei confronti di persone considerate fragili. Questa ennesima invece, questo ultimo fatto, quello di Limena, è sicuramente il più grave nel trascorso del 40enne triestino Battaglia, che ora, come detto, si trova in carcere e che nelle prossime ore, nei prossimi giorni, sarà nuovamente interrogato per chiarire soprattutto i moventi e le modalità per cui si è perpetrato questo omicidio, per cui lui è l'indiziato numero 1. Direttore, a disposizione per ulteriori domande.
Grazie per ora Bernardo, se dovessi avere altri particolari richiedici la linea. Intanto mandiamo il servizio di Valentina Visentin sui precedenti di quest'uomo che era il coinquilino di Franco Bergamin. Nel suo passato, come diceva Bernardo Gulotta, anche un arresto per estorsione e minacce. Sentiamo. Alessio Battaglia, 41enne triestino, da 2 anni circa era inquilino di Franco Bernardo Bergamin nell'appartamento di via Papa Giovanni XXIII a Limena. È lui l'ultima persona ad aver visto l'80enne trovato morto dentro dei sacchi dell'immondizia nascosti all'interno di un armadio sigillato della sua abitazione. Sulla pagina Facebook, sempre molto attiva del 41enne, l'ultimo messaggio risale al 4 marzo. Sotto una foto con gli occhiali da sole risponde ad un'amica che gli chiede dov'è. Dice di essere a casa sua a Trieste, forse un tentativo di depistare le ricerche. Tra le ultime foto pubblicate c'è anche proprio quella con Bergamin che risale ad inizio gennaio. I due sorridono e in uno dei commenti un'amica scrive «Bella amicizia che scalda il cuore». Nel passato di Alessio Battaglia però un arresto a Trieste nel 2015 per estorsione e minacce a 2 persone disabili ed alcuni precedenti per reati contro il patrimonio. A fine 2004 anche una denuncia per stalking nei confronti di una donna padovana con cui aveva avuto una relazione. A Limena lo vedevano uscire la mattina e rientrare alla sera a casa di Bergamin. Nessuno sa che lavoro facesse. Una settimana fa i vicini avevano sentito rumori e urla in piena notte. Avevano cercato di chiedere se andava tutto bene, ma dall'appartamento di Franco Bernardo Bergamin nessuna risposta. L'ultima volta che Battaglia è stato visto a Limena è stato lunedì scorso, come ha riferito una vicina. Poi il silenzio è calato sulla casa fino alla macabra scoperta del corpo dell'anziano. Allora andiamo adesso da Valentina Visentini in diretta da Padova, da Limena, a te Valentina. Sì, buongiorno direttore, come avete sentito dunque il fermo di Alessio Battaglia e le sue prime ammissioni davanti al pubblico ministero che nella notte lo ha interrogato insieme ai carabinieri. Tutto sarebbe cominciato la notte del 22 febbraio, sabato notte, con una lite poi degenerata. Franco Bernardo Bergamin sarebbe stato ucciso a mani nude da Alessio Battaglia. Quello che emerge dai primi riscontri dell'autopsia della TAC Total Body che è stata effettuata ieri sera dal medico legale è che Franco Bergamin aveva il collo spezzato e questa sarebbe la causa della morte. È stata necessaria la TAC Total Body perché il corpo era in avanzato stato di decomposizione e questo perché appunto quando è stato trovato il 5 marzo era morto già da 12 giorni e per non far trovare, per ritardare il ritrovamento del cadavere, Alessio Battaglia l'aveva chiuso in 2 sacchi messi dentro ad un armadio sigillato poi con del nastro adesivo e aveva posizionato dei profumatori per ambienti in modo da nascondere l'odore del corpo senza vita. La lite dunque è avvenuta di notte, questo corrisponde anche, direttore, con le testimonianze di una vicina di casa che abbiamo raccolto l'altro giorno proprio nell'immediatezza della scoperta del cadavere, la quale ci aveva raccontato che l'ultima volta che aveva sentito Franco Bergamin era stata nel corso di una nottata piuttosto movimentata dove si erano sentite urla, grida e anche mobili che venivano spostati. Alla loro richiesta Franco cosa è successo? Nessuna risposta e poi non avevano più visto l'anziano, mentre Battaglia era stato visto poi qualche giorno dopo e poi era scomparso nel nulla. Queste sono quello che è emerso in queste ultime ore, la svolta importante. Ovviamente mancano ancora alcuni tasselli, il movente in primo luogo, cioè cosa ha scatenato la lite tra i due visto che vivevano insieme da 2 anni. Sappiamo che nel passato di Battaglia c'erano anche precedenti di estorsione e minacce a persone disabili e quindi fragili e soprattutto anche una denuncia per stalking e maltrattamenti fatta proprio di recente a fine anno da una donna con cui aveva avuto una relazione, ma ovviamente poi saranno dettagli che verranno che emergeranno anche in sede dell'interrogatorio di convalida del fermo, visto che appunto avverrà entro 48 ore dal fermo di Battaglia. Da Limena è tutto, ovviamente se ci sono novità richiediamo la linea allo studio.
Anzi, queste volte Valentina Visentini, il nord-est l'ha stricato di delitti, di omicidi, di gialli come quello di Liliana Resinovic, che era morta a Trieste, adesso si sta indagando ancora, e dopo la super perizia della patologa Cristina Cattaneo sono state trovate tracce sui sacchi che contenevano il corpo della vittima e capelli, peli, e quindi si potrebbe attraverso il DNA a questo punto risalire alla responsabile di quell'omicidio. Un altro delittaccio è stato quello di Margherita Ceschin. Vediamo le novità nel processo che è in corso. Nuovo capitolo del delitto di Margherita Ceschin, uccisa nella sua abitazione a Conegliano. Questa volta i giudici della Cassazione si sono pronunciati sul patrimonio sotto sequestro di Enzo Lorenzon, accusato di essere il mandante del terribile omicidio, annullando di fatto l'ordinanza del Tribunale del Risame di Treviso. Il sequestro indiscriminato, spiega l'avvocato Fabio Crea, è illegittimo. In particolar modo ha ritenuto, così come avevamo chiesto, che lo stesso sequestro fosse limitato a 1,5 milioni del potenziale danno, e quindi il fatto di non aver individuato quei beni che potessero essere indicati come oggetto di sequestro determina una sproporzione tra il valore del patrimonio sottoposto tutto a sequestro e invece quello che è il potenziale danno limitato a 1,5 milioni. Gli atti ora torneranno al Tribunale del Risame di Treviso, che dovrà individuare i beni per un importo di 1,5 milioni. Questo vuol dire che parte del patrimonio di Lorenzon potrebbe tornare nelle sue disponibilità. Intanto in queste ore verranno conferiti gli incarichi ai consulenti che avranno il compito di trascrivere e tradurre, gli imputati per lo più sono dominicani, le numerose intercettazioni telefoniche, molte delle quali ritenute fondamentali per gli inquirenti. Sulle affermazioni fatte da Joel Lorenzo, l'ultimo componente della banda arrestato, l'avvocato Crea non ha dubbi. Quello che è il contenuto di una parte dell'interrogatorio ritengo che sia piuttosto importante, perché ha specificato Joel che in 2 occasioni il fratello, successivamente al decesso della signora, ha per 2 volte esclamato "qualcosa è andato male", con ciò facendo presupporre che evidentemente se un'azione premeditata vi fosse stata, non era quella omicidiaria, perché se no non si capirebbe in quali termini e per quali ragioni avrebbe detto "qualcosa è andato a storto". Quindi questo può essere un elemento positivo nella ricostruzione generale del fatto. L'avvocato Fabio Crea, e adesso andiamo in diretta a Vicenza da Daniele Garbin e Simone Squarcina per la parte tecnica, perché è stato travolto e ucciso da un'auto un ciclista. A te Daniele. Non sento nulla. Buongiorno direttore, buongiorno a te ai telespettatori. Confermo, siamo in strada Marosticana, proprio poco più in là di questo incrocio, di questo semaforo, 100 metri, è avvenuto l'incidente stradale questa mattina alle 6, dove ha perso la vita un 32enne in sella a una bicicletta, falciato da un'auto che, secondo almeno i testimoni che hanno assistito alla scena, avrebbe affrontato l'incrocio con un semaforo arancione e subito poco più in là invece ha centrato questo sfortunato uomo, 32 anni, che poco dopo appunto le 6 stava per recarsi al lavoro, abitava proprio dalla parte opposta della strada, dove ha la moglie e 2 figli e si stava recando al lavoro. Un uomo nigeriano che insomma è stato proprio falciato in un punto dove comunque anche i residenti attestano che qui è pericoloso, ma per tutta la lunghezza della strada, è una strada di grande scorrimento, larga, che invita a correre. Solo un mese fa c'è stato un altro incidente dove ha perso la vita un altro 30enne e quindi riporta drammaticamente d'attualità il problema della velocità. Qui abbiamo sentito poi delle persone che dicono che bisogna intervenire in qualche modo, anche con proposte al di là dei controlli, che è impossibile, per esempio con dei semafori a velocità controllata, dicono alcuni testimoni. Resta il fatto che la solidarietà è un continuo via vai di persone nella casa di questo povero lavoratore che
che si stava semplicemente recando al lavoro e abbiamo visto c'è poca voglia di parlare, noi ci siamo recati, non c'è, i suoi amici, i suoi vicini non hanno voglia di parlare. Allora direttore, si trova il problema del drammatico problema soprattutto del traffico e dell'impossibilità dei ciclisti di attraversare in sicurezza questa strada, perché ricordiamo non c'è una ciclabile che mette in sicurezza, quindi è proprio l'alta velocità, la mancanza di marciapiedi e soprattutto di una pista ciclabile. Prima di restituire la linea noi abbiamo raccolto delle voci proprio dei testimoni e quindi invito ad ascoltare cosa dicono le voci delle persone. Con questo per il momento è tutto. Cosa mi commenta questa notizia che è terribile? È terribile perché è uno che va con tanta velocità non deve andare con tanta velocità, deve pensare anche agli altri. E qua corrono veloci e no, guarda, cioè fai 80-90 ore qua e dopo l'AICA ha buttato la recinzione 20 giorni fa, fatta nuova, quindi 1 più 1 fa sempre 2, cioè c'è un altro morto 20 giorni fa, un toso giovane 30 anni, adesso sto qua 32 con famiglia e bambini piccoli, cioè sono un insieme delle robe che dobbiamo mettere che mano su questa strada qua perché ne è parecchi morti. Io ho visto tanto traffico, le strade tutte bloccate e un bel casino, diciamo. È più pericolosa questa strada, abbiamo visto anche un incidente settimana scorsa, è morta un'altra persona, si ripetono, è un segnale preoccupante? Molto probabilmente sì, ci vorrebbe più sorveglianza forse o comunque, non lo so, più negligenza nel senso di rispettare le norme stradali e stare attenti in strada. Grazie a Daniele Garbini e a Simone Squarcina. Una cabina del servizio funivia di Arabba, e siamo nel Bellunese, ha urtato le strutture di fine corsa della tratta. L'incidente è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in un orario in cui l'impianto per fortuna era chiuso al pubblico. Lo si è appreso soltanto oggi. L'addetto che si trovava a bordo avrebbe riportato solo delle leggere contusioni. Sentiamo Tiziana Bolognani. Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri per un incidente alla funivia Vai e Vieni Funifor di Arabba. Una cabina è andata a sbattere contro il fine corsa della stazione di Valle e l'addetto presente a bordo avrebbe riportato contusioni ma non corre alcun pericolo. Subito soccorso, l'uomo è stato affidato ai sanitari per le cure del caso. Erano le 17 circa quando è accaduto l'incidente, probabilmente causato da un'anomalia all'impianto, quali per ora è difficile da capire. Sia la polizia in servizio sulle piste che il personale dell'agenzia ANS-FISA competente per la sicurezza hanno avviato le indagini, l'attenzione è concentrata sull'apparato tecnologico che muove la funivia. Il Funifor Arabba Porta Vescovo è un impianto veloce che supera 873 metri di dislivello e una lunghezza di quasi 2700 metri in pochi minuti a una velocità di 12 metri al secondo. Si tratta di un impianto superstabile al vento e, a differenza delle classiche funivie, ha 2 funi portanti e una fune traente che lavorano in modo indipendente, permettendo alle 2 cabine di muoversi anche contemporaneamente. Questo consente di effettuare passaggi del circuito Sella-Ronda anche con condizioni meteo avverse. L'impianto venne costruito nel 2005 e collega Arabba di Livinallongo del Col di Lana con Porta Vescovo. Torniamo alla cronaca nera perché ci sono i truffatori in azione e approfittano persino dei cantieri aperti. Siamo a Padova. L'ultimo truffatore è stato smascherato da un cittadino che ha chiamato l'ufficio relazioni pubbliche del comune. Chiara Gaiani. Devo controllare il contatore dell'acqua a causa dei lavori in corso in strada. Si è presentato così il truffatore che, spacciandosi per un tecnico, ha chiesto di entrare nella casa di un padovano che, insospettito dalla modalità, ha subito chiamato l'URP chiedendo spiegazioni. Il risultato è stato immediato. Nessun sopralluogo si era reso necessario nella zona di residenza del cittadino da parte delle aziende impiegate nella realizzazione di sottoservizi e chi si era presentato alla porta non era che un truffatore. Da Palazzo Moroni è subito partita la segnalazione alle forze dell'ordine, un espediente questo che aggiunge una nuova modalità a chi ripetutamente cerca di truffare ignari cittadini, da qui una nota del comune. L'azienda che sta lavorando alla rete del gas, AP Reti Gas, ricorda che ogni operatore è ben identificabile e alla guida di un mezzo aziendale. L'accesso ad abitazioni private è sempre preceduto da un avviso e nessuno è autorizzato a chiedere denaro.
Stesso iter per Acegas, PS Amga. Operatori con tesserino e riconoscibili, nessuno chiede pagamento di bollette, rimborsi o sostituzione di banconote false. Dal vice sindaco Andrea Michalizzi un ringraziamento al cittadino che ha segnalato l'episodio. Si fa di tutto per aumentare la sicurezza a Mestre, anche per i commercianti del mercato che adesso possono disporre di un numero collegato direttamente alla polizia locale in diretta. Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio. Te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori, ci troviamo proprio qui nel mercato di Mestre, oggi vedete c'è moltissima gente e proprio come hai anticipato è stato avviato questo numero di telefono riservato agli operatori del mercato di Mestre per segnalare appunto direttamente alla polizia locale criticità che dovessero verificarsi durante le varie attività tali da far venir meno la pace sociale. Voi ricorderete uno degli ultimi episodi avvenuti proprio qui al mercato di Mestre lo scorso gennaio verso la fine, in cui proprio uno degli operatori del mercato, Simone Penolazzi, ha inseguito un ladro che aveva rubato la cassa e dell'altro materiale e di tutta risposta è stato accoltellato. Bene, dopo quell'episodio l'amministrazione comunale si è messa seriamente al lavoro di concerto anche con le associazioni di categoria e anche Goia per trovare una soluzione e l'assessore al commercio Costalonga e l'assessore alla sicurezza pesce hanno attivato ovviamente insieme alla polizia locale questo numero. Ebbene, noi adesso siamo proprio qui con Simone Penolazzi che ci dedica 2 minuti del suo tempo perché ovviamente sta lavorando. Buongiorno Simone, grazie per essere qui con noi. Allora, innanzitutto la possibilità di poter comunicare direttamente con la polizia locale è una buona cosa per voi? Sì, è una cosa, diciamo, un bel servizio, molto apprezzato, anche perché sì, è veramente il titolo del giorno. L'episodio mio è ormai di un mese fa, ma anche recentemente, mercoledì fresca, è successa praticamente la stessa cosa senza l'accoltellamento. Però c'è sempre stato un furto di una cassa, però grazie a questo tempestivo, adesso non lo so, appunto le forze dell'ordine sono veramente presenti nel territorio, noi a fine giornata vediamo molti più controlli e sì, speriamo bene, insomma, speriamo, sì, siamo un po' più tranquilli, diciamo. Allora, innanzitutto, prima di fare una domanda proprio, ecco qui, adesso, ecco, vedete il bello della diretta, eccoci qui. Allora, buongiorno, siamo in diretta su Rete Veneta e è stata data, potrei dire in esclusiva perché ancora non si sapeva, un altro episodio che si è verificato mercoledì, questa volta è toccata a lei. Cosa è successo? È successo che finché caricavamo distratti, chiudavamo il banco, uno ha approfittato, è andato davanti al mezzo, andando verso la cabina del furgone, provando a vedere se era aperto. Noi ovviamente siamo attenti a queste cose, chiudiamo, l'abbiamo visto che tentava di forzare la portiera e lì è scappato, è andato via, non siamo riusciti a raggiungerlo. È andato da un altro collega, ha riprovato la stessa cosa dall'altra parte della via per andare in Parco Ponci, allora è stato ritornato di qua perché si sentiva braccato e dopo è venuto ad affrontarci e su quel momento pensava anche di avere la ragione, ha preso una borsa che aveva in mano, mi ha preso me in faccia, lì sono stato un attimino traumatizzato, ho detto caspita, e lì l'ho preso e siamo caduti per terra insieme. Dopo fortunatamente sono venuti dei colleghi e l'hanno tenuto tranquillo, però andava in cerca di qualcosa da prendere per venire ad attaccare. Fortunatamente c'erano solo scatoloni vuoti. Poi i carabinieri sono arrivati tempestivamente. Carabinieri, qualcuno ha assistito alla scena, ha chiamato le forze dell'ordine, in 2 minuti velocissimi sono arrivati, ma si erano già dati alla fuga. Erano alla 2 e lavorano insieme perché uno distrae gli operai e l'altro va a colpire dove riesce ad andare a rubare, a mettere le mani, la cassa, la cabina eccetera. Lavorano sempre in coppia, non è mai uno da solo, ed erano già scappati e purtroppo non li hanno presi. Anche in questo caso, come è successo con Simone, siete stati in parecchi a rincorrerli o si è trovato, diciamo, solo lei? Al momento mi sono trovato io nell'aggressione, dopo i colleghi, perché siamo stanchi di questa cosa, sono arrivati tutti per aiutarmi. Mi sono sentito tranquillo, sì, però non è una situazione, perché non si sa mai come può reagire queste persone che vengono ad attaccarci. Non sappiamo, siamo in balia qua, perché noi siamo tranquilli, no? Alla fine è la luce del giorno, non pensiamo certe cose, invece sta cambiando
cambiando la situazione, bisogna reagire, ma le forze dell'ordine le abbiamo viste molto più pronte rispetto alle scorse settimane, assolutamente. Sì, molto più presenti nel territorio, insomma, da quello che possiamo vedere noi ovviamente. Mercoledì appunto è successo questo episodio, in un lampo sono arrivati 2 pattuglie, quindi comunque sì, siamo un po' più tranquilli, sì, vediamo un po' di interesse anche per la nostra categoria, diciamo. Ecco, quindi avete sentito, praticamente non meno di 2 giorni fa è successo nuovamente, nonostante i controlli, i presidi delle forze dell'ordine, la presenza, perché come ci ha raccontato anche Daniel, in pochi minuti sono arrivati i carabinieri, eppure queste persone non demordono e tentano comunque, nonostante questo, di continuare a rubare, a portarvi via la merce. Già, purtroppo sì, la fame è tanta, sta diventando sempre di più al giorno d'oggi e bisogna che veniamo tutelati e che tuteliamo il popolo, la gente, la clientela e noi in primis, perché sanno che magari a fine giornata possono trovare un incasso. Ecco qua, dobbiamo essere tutelati. Anche i piccoli furti bisogna far pensare, cioè non far pensare, bisogna rendere vera che anche un piccolo furto può costarti tanto in realtà, perché non è il piccolo furto che non deve essere punito, non è così, anche il piccolo furto deve essere punito a seconda di quello che è insomma, il reato, giustamente. Questa impunizione, secondo me questa cosa ti porta a fare più crimini, perché giustamente se non si è come si dice, puniti, giustamente la gente ci prova. Mettiamola così. Avete sentito, questo fondamentalmente è l'ennesimo appello che viene rivolto al governo di cambiare le leggi in tal senso, perché anche un piccolo furto, se fosse punito adeguatamente, probabilmente non avverrebbe con tutta questa frequenza, anche se comunque, lo ripetiamo, si stanno facendo dei progressi in tal senso. Io ringrazio Simone, ringrazio Daniel per la loro disponibilità. Qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Ilaria Marchiori, a Sandro Ponchio per la parte tecnica. Adesso andiamo a Montebelluna all'ennesima rissa, protagonisti 15 ragazzini che facevano con le biciclette impennate peripezie in via Roma e un automobilista si è lamentato, calci, morsi, pugni, ci dice tutto Christian Arboi con Nicoletta Rizzetto, l'operatore Rizzetto. A te Christian. Buongiorno direttore, anche da parte di Nicoletta. Dicevi bene, attimi di autentica follia quelli che si sono vissuti ieri sera verso le 19 qui in via Roma. Siamo nel cuore di Montebelluna, questa è l'arteria di fatto più trafficata, è definito il mini put, quindi sono le 7 della sera e io vorrei che fosse Chiara Manfio che ha un negozio proprio qui affacciato su via Roma, un negozio di calzature, a raccontarti la scena che ha visto, perché è giusto che lo faccia con le sue parole. Sì. Signora Chiara, cosa ha visto ieri sera? Alle 7 da dentro il negozio abbiamo visto in vetrina che passavano 2 ragazzi in bicicletta vestiti di nero che andavano in direzione semaforo, filmando alle spalle quello che stava accadendo, e stava accadendo una cosa terrificante. Un ragazzo stava zigzagando a ruota alta già da mo', con tutto il corteo delle macchine dietro che aspettavano di passare. A un certo punto l'autista, il primo che c'era davanti, gli ha intimato gentilmente di spostarsi perché stava facendo una cosa pericolosa per se stesso e per le macchine. Sto ragazzino ha buttato per terra la bicicletta, gli ha dato colpi, pugni, poi abbiamo sentito i pugni sul cofano della macchina. Il ragazzo aveva il finestrino giù, gli ha sferato un pugno, l'ha morso. Questo signore è uscito e non ha fatto è stato bravissimo perché non ha reagito e si è lasciato dire di tutto. Il ragazzino gli ha gettato la bicicletta addosso alla macchina, ancora pugni, si sentiva urlare delle cose indicibili. E la cosa che ci ha ferito molto tutti quelli che erano presenti era la rabbia, la violenza di questo ragazzino che si è messo contro un adulto e contro una macchina. Cioè, questo ci ha colpito tutti tantissimo. Una cosa del genere non l'ha mai vista, proprio mai ferocia. Poi il ragazzo è scappato, è stato intimato di tornare indietro e dopo un tot è tornato indietro probabilmente per riprendersi una felpa che aveva perso durante la colluttazione. Quando è tornato indietro si è trovato
la folla inferocita che voleva linciarlo e i carabinieri che l'hanno braccato, e di lì sono intervenuti per fare i rilevamenti, eccetera, eccetera. Complimenti all'autista, perché è stato un signore. Non ha reagito, è rimasto calmo e sangue freddo, e si è evitato probabilmente, ecco, il peggio anche lì. Quindi una condotta potenzialmente pericolosa su una via trafficatissima alle 7 della sera, orario di punta, una sfida social in corso, perché questo sembra assodato. Sindaco Adalberto Bordin, è un fatto molto grave. Un fatto molto grave, bravo l'autista ad aver mantenuto la calma, perché non è facile. Brave le forze dell'ordine che sono state chiamate subito, che sono arrivate nel giro di 1 o 2 minuti, quindi grazie anche alle forze dell'ordine. 3, il grande quesito è: ma dove sono i genitori? È sempre colpa di che altri? È colpa dei carabinieri, è colpa della polizia locale, è colpa della scuola, è colpa del professore, è colpa del preside, è colpa della società, è colpa del sindaco, è colpa del consigliere comunale, è colpa dell'assessore, sempre colpa degli altri. Vi chiedo, secondo voi è normale che un minorenne che abita a 20 km da qua sia in giro per la nostra città alle ore 19, quindi col buio, in bicicletta, tra l'altro facendo una sfida social? E qui mi scatta anche un'altra riflessione: ma questi social vogliamo regolamentarli oppure no? Perché i social possono essere un bellissimo strumento per aumentare anche la nostra cultura in maniera divertente, ma devono essere usati in modo consapevole, non possono diventare un booster per poter fare poi delle sfide così idiote. Io non ho figli, ma dico, se fossi un genitore mi preoccuperai oltre che del fatto che gli altri si facciano male, anche che mio figlio possa avere dei comportamenti sconsiderati in giro per strada. Insomma, questo è un ragionamento che credo sia naturale per un essere umano. Ecco, tra l'altro, sfide social non è la prima volta probabilmente che accade qui in via Roma. Non è la prima sera che passano di qua verso sempre il solito orario, in 3 o 4 biciclette, sempre con la ruota avanti alta, in pieno traffico delle auto che vanno a casa la sera del lavoro. E si riprendono. E si riprendono fra loro per dopo mettere sui social per far vedere che sono bravi, ecco. Prima o dopo succede l'incidente e dopo danno sempre colpa all'autista della macchina. E i genitori non difendono sempre i figli, però dovrebbero essere un po' anche più premurosi i genitori a occuparsi più dei figli, non mandarli a spasso solamente a divertirsi o cercare di creare danni ad altre persone, ad altre cose. Lei condivide le parole del sindaco? Sì, pienamente d'accordo. Le forze dell'ordine fanno il loro servizio, il loro ordine, però io do colpa un po' anche ai genitori, ecco. Signora Chiara, che cosa resta il giorno dopo? Lei è ancora abbastanza scossa. Molto, perché sono mamma, perché ho immaginato perché se uno ti fa la ruota alta davanti ti viene da suonargli e dirgli spostati, e quindi ho immaginato se fosse toccato a me, io ho mi ha fatto tanta paura, mi ha fatto veramente tanta paura. Perché quella violenza avrebbe potuto essere... Sì, perché so che tempo fa una ragazza su un'altra via, sempre qui principale di Montebelluna, ha suonato, il ragazzino ha buttato giù la macchina, gli ha spaccato lo specchietto, l'ha aggredita, non fisicamente, ma ha rotto la macchina. Parliamo di 2 o 3 settimane fa, quindi sì, è vero che è una cosa ricorrente qua a Montebelluna, purtroppo. Tutti abbiamo paura. Ma sindaco, anche questo fatto, sono sempre i soliti, fanno parte della stessa gang, chi sono? Ovviamente stiamo tentando di capire, perché poi questi gruppi non hanno delle linee ben definite, ovviamente, quindi dobbiamo capire se si sono aggiunti, non sono aggiunti. Dobbiamo fare alcune valutazioni anche con le forze dell'ordine. Io dico semplicemente questo: abbiamo potenziato il lavoro della polizia locale, li abbiamo schedati, li abbiamo sanzionati. Io, quando ero giovane, molto prima della legge dello Stato arrivava l'educazione, e la legge impartita dai genitori arrivava molto più spietata e anche molto prima. Ecco, tra l'altro in questo caso bisognerà capire cosa intende fare l'autista, se fare querela o meno, perché insomma dipende anche da lui il corso delle indagini. Per il momento stanno lavorando sia i carabinieri sia gli agenti della polizia locale di Montebelluna. Un episodio grave, insomma, lo avete sentito dalle parole di Chiara Manfio, che ringrazio, così come ringrazio anche il sindaco Adalberto Bordin e il commerciante che ci ha raggiunto. Grazie infinite, direttore. A te la linea da via Roma, Montebelluna. Grazie Christian Arboit. Purtroppo c'è anche la violenza dei minori non
accompagnati, che sono accolti in strutture protette, ma ogni tanto vengono fatti dei controlli e in questo caso specifico di Udine, la polizia ha trovato mazze, ha trovato bastoni e ha trovato coltelli. Sentiamo, siamo in provincia di Udine. Dopo l'arresto di 2 minori ospiti di Casa dell'Immacolata con accusa di tentata estorsione ai danni della stessa fondazione che li ospita, un nuovo blitz delle forze dell'ordine è scattato oggi nelle strutture di accoglienza per minori non accompagnati. L'azione è partita nelle prime ore di questa mattina, nella Casa dell'Immacolata a San Domenico e all'Anna House di Piazzale Cella. Il risultato della visita a sorpresa è il sequestro di bastoni, mazze, coltelli da cucina, lame di varia natura e in generale numerosi strumenti atti ad offendere, rinvenuti durante i controlli nei locali e nelle stanze usate dai minori. Sia a Casa dell'Immacolata che all'Anna House sono stati controllati tutti i presenti al momento del blitz. Gli assenti erano giustificati da frequentazione di scuole o lavoro esterno. Nell'ultimo controllo effettuato a Casa dell'Immacolata in orario serale, 4 minori erano risultati assenti ingiustificati, non essendo rientrati all'orario stabilito e entro le 22. 3 erano tornati mentre gli agenti erano ancora all'interno della struttura. I controlli di oggi sono scattati per ordine del questore dopo i numerosi episodi che hanno visto alcuni di questi minori stranieri non accompagnati rendersi autori di gravi reati. Le iniziative come quella di oggi sono concordate con le stesse strutture di accoglienza, dove in certi casi il rifiuto di adeguarsi alle regole di civile convivenza è arrivato al punto tale da mettere in pericolo la sicurezza fisica degli educatori e al punto di impedire ai minori che si comportano bene e rispettano le regole, che sono la maggioranza, di beneficiare dell'assistenza cui hanno diritto. Alle operazioni hanno partecipato personale della Polizia, dei Carabinieri e della Polizia Locale. Servizio di Francesco Pezzella della nostra redazione di Udine. Hanno aperto una pizzeria da sport, due uomini, padre e figlio, una coppia di badanti che ha sottratto 90.000 euro, cioè i risparmi di una vita, ad una ottantenne. Sentiamo. Oltre 90.000 euro spariti nella casa di un 81enne, accusati di furto, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, il badante, un 62enne di origini marocchine, e il figlio di quest'ultimo 26enne, che ogni tanto sostituiva il padre nel lavoro. I fatti sono avvenuti a Sernaglia della Battaglia nel 2021. I 2 indagati sono stati rinviati a giudizio. La vittima, che ora si trova in una casa di riposo, ha accusato il colpo dopo il furto. Si è visto portare via gran parte dei risparmi di una vita, soldi che teneva all'interno di una cassaforte nella sua abitazione. La vittima si fidava del badante che da mesi lo aiutava in casa, spiega il legale che difende l'anziano, e questo non riesce ad accettarlo. L'anziano si trova attualmente in casa di riposo, è affetto dal morbo di Parkinson e quindi non sta benissimo, però si rende conto di quello che è accaduto, era lucido, ovviamente ben lucido 2 anni fa, adesso un po' meno, però insomma, ogni volta chiede notizie di questo procedimento e quindi è abbastanza cosciente di quello che sta succedendo. Ad accorgersi della cassaforte vuota proprio l'anziano, che ogni tanto la priva per prendere qualche contante. Presentata la denuncia ai carabinieri, immediatamente erano scattate le indagini. I sospetti si sono concentrati subito sul badante nordafricano e sul figlio, entrambi residenti a Treviso. All'interno dell'abitazione dei 2, i militari dell'Arma hanno trovato circa 47.000 euro. Gli indagati si sono difesi sostenendo che quei soldi erano dei guadagni del loro lavoro. Per gli investigatori sarebbero state una parte della somma sottratta. Inoltre il sospetto è che con l'ingente somma rubata i 2 stranieri avessero acquistato un'attività di pizzeria da sport aperta, tra l'altro, pochi mesi dopo il furto a Treviso. Era denaro nostro, frutto di piccole attività legate a pubblici esercizi e ad una quota di una scuola in Marocco, avevano detto padre e figlio. Il prossimo 14 novembre, davanti al tribunale in composizione collegiale, ci sarà il processo. Servizio di Daniela Sizzia, e intanto ci sono moltissimi, troppi imbroglioni in circolazione anche con la truffa del finto incidente, ma le persone incominciano a essere più caute. Per esempio una 89enne ha mangiato la foglia, ha capito che stava per essere turlupinata da un 23enne e a quel punto sono intervenute le forze dell'ordine.
Squilla al telefono dall'altra parte della cornetta un uomo che si fingeva un carabiniere. Suo figlio ha fatto un incidente, abbiamo bisogno che lei ci dia 5.000 euro per far sì che non vada nei guai e non incorra in sanzioni. Prima la paura, poi il sospetto. A sventare la truffa del finto incidente un 89enne di Crocetta del Montello. Mentre era al telefono con il truffatore, l'anziana senza interrompere la chiamata è corsa dalla nipote che abita al piano di sopra chiedendole di chiamare i carabinieri. Allertati, i militari della stazione del luogo hanno raggiunto l'abitazione dell'anziana e tratto in arresto in flagranza di reato un 23enne complice dell'uomo che aveva telefonato alla signora. Si tratta di un giovane residente a Napoli, gravato di precedenti di polizia e preso proprio nel momento in cui stava per entrare a casa dell'89enne. Tratto in arresto per tentata truffa, nell'udienza per direttissima ha patteggiato una condanna per 8 mesi. E poi ci sono ovviamente i furti. Torniamo sull'episodio di ieri, un centro commerciale specializzato in forniture di materiale edilizio assaltato dalla solita banda. Vediamo il servizio di Lina Paronetto. A dicembre mi hanno tagliato la rete in due, sono venuti qua, mi hanno asportato del materiale entrando dalla vetrata questa qui. Ieri è successo più o meno la stessa cosa. Secondo colpo in 3 mesi, merce rubata anche questa volta per un valore intorno ai 15.000 euro, sebbene per ora si tratti solo di una stima. Nel mirino dei ladri alle 4:40 del mattino la filiale di Mogliano Veneto di Zanutta, rivenditore di ferramenta e materiale per l'edilizia in via Giotto, zona artigianale. I malviventi, 2 quelli ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, hanno forzato il cancello per accedere al piazzale. Prima hanno provato a forzare questo con un piede di porco, hanno fatto questa operazione qui, poi hanno fatto sempre leva qui con il piede di porco o qualcosa del genere, comunque qualcosa di rilevante, e forzandola sono riusciti a entrare. Invece l'altra volta che erano venuti avevano proprio con una mazza sfondato il vetro, ma una cosa che secondo me ci hanno messo anche parecchio tempo perché sono vetri indistruttibili praticamente. L'allarme è scattato, ma sono bastati pochi minuti ai ladri per portar via utensili professionali e una pressatrice. Materiale che devo ancora quantificare perché il danno è ingente, purtroppo è un danno che è già successo un'altra volta. Questa volta sono entrati addirittura con un furgone. Caricato il quale si sono dati alla fuga. I filmati delle telecamere sono già stati consegnati ai carabinieri che già indagano sul primo colpo. La somiglianza tra i 2 furti è evidente, ma anche se gli autori non dovessero essere gli stessi dell'altra volta, di certo conoscevano bene negozio e magazzino. La rapidità dell'esecuzione mi fa capire che sono persone che probabilmente sono già state qui, perché se no non sarebbero stati così fulminei nell'asportare le cose. Sono andati dritti su materiale specifico che ha valore oppure hanno preso a caso? No, hanno preso tutto il materiale che ha valore lasciando lì le cose che non hanno valore. Secondo me è gente che sa che questo tipo di materiale riesce a probabilmente rivenderlo in qualche maniera velocemente, se no non sarebbe stata ripetitiva la cosa. E l'assessorato alla sicurezza di Mogliano ha proposto l'impiego di guardie giurate pagate dal comune. Sentiamo. Ho proposto proprio lunedì scorso in giunta a Mogliano Veneto una sorveglianza notturna dalle 10 alle 6 di mattina con un'autovettura di vigilanza privata che ha un costo anche abbastanza contenuto e che proporrò in un forum con le stakeholder del territorio del comune di Mogliano Veneto per cercare di contenere e dare una mano per la sicurezza sia di industriali e anche di commercianti. Vigilanza privata pagata dal comune con il concorso delle aziende per potenziare il controllo del territorio, non solo dunque guardie che monitorino il patrimonio pubblico, scuole ed edifici comunali, ma anche quello privato per contrastare innanzitutto i furti. Il progetto, già messo nero su bianco dall'assessore alla sicurezza Leonardo Muraro, sottintende di fatto che con i mezzi di cui dispone attualmente il pubblico non ce la fa e bisogna ricorrere a risorse private. Purtroppo è anche sì un arrendersi, ma io sto proponendo questo progetto nell'attività
l'attività notturna noi la facciamo già 2 sere alla settimana, l'attività notturna fino all'1 alle 2 di notte. Il grosso problema che abbiamo è che poi abbiamo il governo, lo Stato, che ci limita per quanto riguarda le ore notturne e soprattutto la composizione di questa attività. Hanno dei costi che il Comune ovviamente in questo momento non è in grado di sostenere. Sulla sicurezza Mogliano sta investendo, ricorda Muraro, anche negli ambiti tradizionali, tanto da dover tagliare altre voci di spesa per far confluire fondi a questo capitolo. Estensione della rete di videosorveglianza che serve più alle indagini successive ai furti che a prevenirli, potenziamento dell'organico della polizia locale con 2 nuovi agenti, ampliamento dello stabile che ospita la caserma dei carabinieri. Ma la copertura delle ore serali notturni è essenziale e qui entra in campo il privato con un'azione di monitoraggio complementare ai consueti controlli. Questo è sicuramente un tentativo di dare un nostro contributo, sperando che sia ben accetto sia da industriali, da artigiani, da agricoltori, da tutti coloro che fanno attività nel nostro territorio, ma soprattutto anche ai cittadini, perché il secondo passo sarebbe quello di aprire questo progetto anche alle singole abitazioni. E poi ci sono le aggressioni al personale sanitario. Andiamo a Castelfranco. Ha insultato ed aggredito dandogli uno spintone prima il medico del pronto soccorso che lo stava visitando, poi i carabinieri intervenuti per fermarlo, tanto che per riuscire ad immobilizzarlo, visto lo stato di alterazione, i militari dell'Arma hanno dovuto usare il taser. È accaduto al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco, dove l'uomo, un 30enne residente in provincia di Treviso, era stato portato dopo essere stato intercettato in piazza Giorgione, dove si aggirava di notte in stato di forte alterazione, verosimilmente per abuso di alcol. Immobilizzato con la scarica elettrica del taser, il 30enne è stato arrestato con le accuse di percosse a personale sanitario, ubriachezza, minacce, oltre a resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. Servizio di Marta Marangon e adesso lo strazio del papà di Najib Said, il 12enne che è stato stroncato da un arresto cardiocircolatorio a Borbiago di Mira. Ieri che io sono al lavoro, dopo sua mamma ha chiamato io che stavo male. E quando io ho tornato a casa non c'è niente da fare. In pochi minuti suo figlio Najib se n'è andato, a 12 anni. Ieri il suo cuore ha smesso di battere, nonostante i tentativi disperati di rianimarlo non c'è stato nulla da fare. La famiglia di origine ghanese vive in via Giovanni XXIII a Borbiago di Mira. Najib era in casa, racconta il papà, quando ha iniziato a sentirsi male. Lui sta giocando con suo fratello, dopo lui è seduto sul divano che sua sorella ha chiamato a mamma. Mamma è venuta a vedere, lui ancora spera male. Lei vuole chiamare 119, dopo ha chiamato carabinieri, loro è venuto a prendere il bambino, ha portato farmacia. In attesa dell'ambulanza i carabinieri sono corsi nella farmacia vicina perché provvista di defibrillatore, dove il personale ha tentato di rianimare il 12enne e così anche in ambulanza durante la corsa verso l'ospedale di Dolo, ma il cuore di Najib, già operato nel 2019, questa volta non ce l'ha fatta. Suo cuore questo hanno operato, dopo lui comincia, non è tante cose, non va bene. Prende medicina mattina alle 8, alle 10, mezzogiorno, ogni giorno. La famiglia, residente a Borbiago dal 2007, è conosciuta e ben inserita nella comunità, così come Najib, ricordano il papà e la sua insegnante di arabo, rappresentante del centro islamico. Lui piace andare a scuola, se lui non va a scuola sempre piange a casa, sempre pronto per la scuola. Tanti amici a scuola. Era praticamente il bambino di tutti. Era mio figlio dell'altra maestra, era amato da tutti. Infatti ieri siamo rimasti scioccati. Sconvolta la comunità a partire dall'amministrazione. È un grande lutto, una tragedia che ha colpito tutti. Come amministrazione siamo ovviamente vicino alla comunità, alla famiglia. Ho avuto modo di telefonare e parlare con il padre per testimoniare la nostra vicinanza e il nostro cordoglio. Quando accadono queste cose si resta sempre interdetti, addolorati, quindi in questi momenti
non resta che stare vicino alla famiglia, ai fratelli, ai familiari e veramente vivere questo lutto con tutta la nostra sensibilità. Najib lascia i genitori e 4 fratelli. L'Università di Padova ha chiesto alla famiglia di poter avere il suo cuore per la ricerca. Servizio di Ilaria Marchiori, adesso andiamo in diretta a Cormonzi in Friuli da Omar Costantini perché nel pomeriggio ci saranno i funerali di Bruno Pizzul, la voce del calcio. A te Omar. Sì, buongiorno direttore, grazie per la linea. Riprendiamo la linea qui dall'esterno del Duomo di Cormons. Come giustamente hai sottolineato, alle 14.30 ci saranno i funerali di Bruno Pizzul, poi a seguire la tumulazione nella tomba di famiglia proprio al Camposanto cormonese in forma strettamente privata, e poi ci sarà un convivio di saluto insieme a tutte le persone presenti organizzato dal gruppo viticoltori qui di Cormons, come da tradizione anche friulana nei post funerale, insomma il famoso bicchiere di vino di saluto, di commiato alla persona defunta. Tra l'altro stanno giungendo moltissime persone, le autorità sportive attese da tutta Italia. Cormons insomma si è preparata per dare l'ultimo saluto al suo concittadino più illustre. Già dalle 10 di questa mattina la Camera Ardente, che è stata allestita proprio qui all'interno del Duomo, come detto alle 14.30 i funerali. Come detto, tantissime le persone, vi porteremo eventualmente, direttore, anche nei TG di stasera i contributi che TV12 sta realizzando in occasione di questa giornata molto particolare, baciata dal sole, però che si rattrista, insomma questo anticipo di primavera rattristato da questa giornata molto particolare. Vedo se riesco a beccare al volo Fabio Baldas, siamo in diretta su Rete Veneta, proprio una battuta al volo. Fabio, insomma si diceva prima il tuo rapporto, no, con Bruno. Ma sì, un rapporto di amici è una parola grossa, perché io, sai, vivendo a Trieste non è che ci vedessimo spesso, ma ci vedevamo nelle occasioni giuste, davanti a mangiate e bevute a case di amici comuni. Più di qualche volta siamo andati noi a prenderlo, perché lui, non avendo la patente, c'era sua moglie che ci raccomandava: portatecelo a casa intero, per cui voglio dire, queste sono cose che ci mancheranno. È stato un po' un Senti, che ricordo lascerà Bruno secondo te ai posteri? Credo un ricordo incredibile, soprattutto per quello che riguarda il suo campo di lavoro. Io credo che le manifestazioni di affetto e di stima che si sono viste e lette in questi giorni, dal giorno della sua comparsa, credo lo dimostrano. Adesso ne parlavo anche con Paolo Paganini della RAI, cioè voglio dire, gente che ha imparato, e lui era sempre pronto lì a dare una mano. Sicuramente dal punto di vista lavorativo questo. Per quello che riguarda noi, quello che abbiamo fatto assieme al di fuori del calcio, che era una cosa comunque al di là di tutto non si dimenticherà mai. Grazie a questa testimonianza di Fabio Baldas. Ricordo ancora alle 14.30 i funerali solenni nel Duomo di Cormons. Per il momento è tutto, ripasso la linea direttore Baccialli per la prosecuzione dello spazio informativo di Rete Veneto. Grazie a Omar Costantini della nostra redazione di Udine. Vediamo il ricordo di Dino Zoff. Un campione riconosce sempre un altro campione. Tra i tanti personaggi che hanno voluto esprimere il loro affetto con un personale ricordo dedicato a Bruno Pizzul, non poteva di certo mancare un altro friulano che ha portato in alto il nome della nostra terra come Dino Zoff, ex storico portiere di Udinese, Mantova, Napoli e Juventus, oltre che commissario tecnico dell'Italia agli europei del 2000 in Olanda, europei ovviamente commentati proprio da Pizzul, con il memorabile racconto di quel fantastico rigore calciato da Totti con il cucchiaio in semifinale contro i padroni di casa. Un telecronista straordinario che guarda la partita senza svolazzi, insomma, a parte questo così di immediato, poi naturalmente mi riporta all'amicizia che c'era tra noi, che qualche estate si passava assieme, mangiare sotto l'albero a casa mia. Insomma è un uomo di tutto rispetto. Tra vicini di casa ci si conosce presto, e quindi presto nacque una forte amicizia tra i due, soprattutto dopo la breve parentesi calcistica di Pizzul.
Ma nasce probabilmente, sai, siamo nei due paesi vicini, quindi la conoscenza, o comunque, anche se non era di persona, era comunque, ecco. Poi naturalmente lui che giocava al calcio, che era andato subito dopo quando è tornato da Catania, eccetera, e cominciavo io a giocare a Udine, eccetera. Tra chiacchiere di calcio e passeggiate, immancabili erano gli incontri al bar delle sorelle Muccherli di Cormons, nei quali un gruppo di amici si trovavano per giocare e parlare per ore. Sì, te confermo, perché quando andavo a trovarlo ci trovavamo proprio dal bar delle sorelle Muccherli che abitavano abbastanza vicino, sì, che c'era abbastanza vicino a casa sua, e stavamo lì insomma al bar con un giro di amici suoi, eccetera. Non poteva mancare poi in chiusura un divertente aneddoto su Pizzul, che non volle mai prendere la patente, confidando sulla bontà e la pazienza della moglie. Ma no, di aneddoti, a parte che era spiritoso, di aneddoti c'erano nel parlare comune, nel giudicare il calcio, eccetera, quindi di aneddoti particolari, no? So che l'unico aneddoto è che non aveva la patente e si faceva detto: tanto io mi faccio scorazzare da mia moglie. Nel raccontarlo si percepisce l'emozione dello stesso Zoff, che ora con il suo amico non potrà più passare le estati sotto l'albero di casa a parlare di pallone. Alessandro Surza ha firmato questo servizio. Andiamo adesso con i nostri registi Tony Esposito e Simone Merlo in pubblicità. State con noi, torniamo subito. Nuovo in diretta con Focus TG, riprendiamo dalla politica, perché è stato presentato a Roma il 28 febbraio uno studio, una ricerca sul premierato, la riforma del premierato, con risultati molto importanti e interessanti. Ne parliamo con il giornalista e comunicatore Marco Marturano. Buongiorno Marturano, buongiorno. Salute Luigi, ben trovato. Grazie tante, grazie. Allora, intanto faccio vedere qualche dato dal materiale che ci hai fatto avere. Il 56% degli italiani chiede maggiore stabilità dei governi, soltanto il 15% è contrario a una riforma che vada in questa direzione. Ecco, fondamentalmente si può dire che sia questo il risultato principale della vostra ricerca? Beh, allora, diciamo assolutamente di sì. Diciamo che i risultati sono tre. Il primo, contestuale, è questo, cioè tutti gli italiani, diciamo il 56%, ma il rapporto tra i favorevoli alla stabilità e i contrari è di più 40%, no? Tra il 56 contro il 15, quindi è sicuramente un sentire diffuso. Vogliono assolutamente che i governi durino 5 anni e lo vogliono a prescindere dalle opinioni politiche, no? Perché questo elemento, ed è uno degli elementi interessanti della ricerca, è condiviso anche dalla maggioranza degli elettori del centro-sinistra, da più di un terzo degli elettori di sinistra, e questo significa che non è un tema centrodestra, centrosinistra, è un tema di esigenza di solidità del paese e anche in fondo del mantenere le promesse. Chiunque vinca le elezioni, per veramente essere messo alla prova, deve avere il tempo di realizzare quello che ha proposto. Questo è l'elemento di sfondo, e poi ci sono gli altri, magari dimmi anche tu, ma diciamo gli altri che invece sono specificatamente sul premierato. Ecco, appunto, questo dato è messo comunque in evidenza. Un elettore su 5 oggi è totalmente a favore della riforma. Tra chi non assume ancora una posizione netta, i tendenzialmente favorevoli al premierato doppiano quelli inclini all'essere contrari. Ricordiamo che questa è una delle riforme che si accompagnano alla riforma dell'autonomia, che ovviamente è ancora
è diventata legge il DDL Calderoli, ma ancora per arrivare a una riforma compiuta ce ne vuole. Che cosa sottintende, diciamo, questo risultato, cioè che gli italiani vogliono avere, diciamo, dei governi non soltanto stabili, ma che poi decidano, che abbiano voci in capitolo, che prendano decisioni importanti, come ci si aspetta per esempio ora a Bruxelles dal Consiglio europeo, cioè delle linee chiare, no? delle certezze in qualche modo. Allora, sottintende questo dato in particolare sui favorevoli alla riforma attuale, cioè quella presentata dal governo, quando emerge che il 54% sono favorevoli e il 33% sono contrari, e tra questi di nuovo, tra i favorevoli, anche molti elettori del centro-sinistra, è evidente che chiedono appunto governi in grado di prendere decisioni. Tra l'altro, l'hai detto tu, il momento attuale della situazione internazionale con le ricadute che ha evidentemente anche sull'Italia impone decisamente un governo che abbia le spalle larghe. E essere favorevole alla riforma del premierato non è solo una garanzia di stabilità, ma è anche una scelta di responsabilità dell'elettore nell'indicare l'elettore il Presidente del Consiglio. Io faccio un'osservazione, Luigi. Sì. Nessuno di noi è contrario al metodo con cui sono eletti i sindaci, no? Certo. Anzi, si sostiene che sia forse la riforma elettorale migliore che sia stata fatta nel Paese negli ultimi 30 anni. No? E tra parentesi, diciamo che all'epoca il ministro degli interni era quello che oggi è l'attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E non è che la scelta diretta dei sindaci abbia mai pregiudicato la democrazia, no? E aggiungo, uno degli elementi che emerge dal sondaggio, oltre all'essere favorevoli a questa riforma, sono ancora di più gli elettori, e si vede dalla slide che state facendo vedere, che sono favorevoli alla riforma nel momento in cui venga un pochino modificata, migliorata, perché cosa critica spesso, ma anche in parte forse potrebbe anche essere legittimo, una parte dell'opposizione, ovvero che chiaramente dare così potere al Premier voglia dire potenzialmente toglierlo agli altri, no? Agli altri, certo, diciamo così, organi costituzionali. In realtà con delle migliorie che sono state proposte da dei costituzionalisti che lavorano e che hanno dato una mano a Io Cambio per sostenere il percorso verso le riforme e di divulgazione anche e di costruzione di consenso e condivisione intorno in particolare a questa, i costituzionalisti hanno proposto dei miglioramenti, tra cui per esempio l'elezione diretta del Premier sì, ma con il ballottaggio, esattamente come per i sindaci, no? Ballottaggio che consente di eleggere un Premier al secondo turno, se ovviamente non prende la maggioranza assoluta al primo, però come dire, sottoposto ad una scelta tra i due migliori, esattamente come succede con i sindaci. L'altra proposta, non te le dico tutte per non perdere tempo, l'altra proposta forte è garanzie per il Presidente della Repubblica. Sai che si critica molto la riforma del premierato, ipotizzando che tolga poteri al Capo dello Stato. Al Capo dello Stato, e il suggerimento dato dai costituzionalisti è: diamo ancora più rappresentanza al Presidente della Repubblica con un'elezione che sia a 2/3 di maggioranza. Quindi il Presidente della Repubblica diventa ancora più forte, diciamo, certo, e più rappresentativo. Grazie. Marco Marturano, giornalista, comunicatore di Io Cambio. Grazie molte Marturano, ne parleremo magari anche in una prossima occasione. Grazie, a presto e buon lavoro. Grazie molte. Grazie. Allora adesso vediamo, tra poco ci sarà con noi in diretta l'assessore al turismo e all'agricoltura della Regione del Veneto, Federico Caner. Vediamo una polemica che tra l'altro riguarda il Vinitaly, che avviene in coincidenza con il congresso della Lega. Sentiamo.
Io spero che ci sia la sensibilità e la voglia politica di tener conto di questo grande e importante momento e di posticipare di una settimana, di 2 settimane, tanto, ripeto, abbiamo aspettato anni, non è che se aspettiamo 2 settimane in più casca il mondo. E faccio un appello a Matteo Salvini dalla sua rete, insomma, di accogliere questa richiesta del Veneto. Marcato lancia l'appello in diretta, ma dal vertice della Lega in Veneto, Alberto Stefani, la risposta è lapidaria: non si cambia data e la nuova tensione nel carroccio è servita sul piatto. Riavvolgiamo il nastro. Arriva il tanto sospirato ok al congresso federale della Lega e da via Bellerio si informano i territori sul luogo e data: Firenze, weekend del 5-6 aprile. Peccato che proprio il 6, domenica, coincida con la prima giornata, la più importante, di una kermesse che nel Veneto, attrazione bollicine, è vitale, il Vinitaly di Verona, dove i nomi più importanti del carroccio da Zaia in giù non sono mai mancati. Subbuglio tra i diversi esponenti e Roberto Marcato è tra questi. Avranno visto che c'è la manifestazione più importante d'Europa, forse del mondo, per quanto riguarda il vino a Verona, che è il Vinitaly. È del tutto evidente che il presidente Zaia, l'assessore Caner, ma molti rappresentanti istituzionali devono per forza di cose essere lì e siccome il principio ubiquitario ancora non c'è, quindi se uno da una parte non può essere dall'altra, è giusto che il sistema sia lì per dire ancora una volta che i nostri vini devono avere il posto nel mondo che meritano. Ma il segretario veneto e vice segretario federale Alberto Stefani risponde a stretto giro in modo inequivocabile. Questo è un tema inesistente, dice. La Lega e i delegati saranno al congresso federale. Peraltro i delegati si candidano e si faranno eleggere proprio per esserci, quindi evito di commentare questioni inesistenti. Tra i delegati di diritto ci sono il presidente della regione e i consiglieri regionali e anche questi evidentemente devono essere presenti, fa capire Stefani, che chiude. Il congresso dura 2 giorni e ci sarà modo di esserci per tutti. Come dire, se davvero ci si tiene al futuro del partito, un modo si trova anche per essere un giorno al Vinitaly e un giorno al congresso, tanto più che la kermesse di Verona dura fino al 9 aprile. Insomma, si preannuncia un mese a dir poco complicato. Difficile pensare a un congresso federale che nell'ultima cruciale giornata di Firenze veda l'assenza di nomi di peso proprio dal Veneto che chiede la svolta al partito, ma altrettanto singolare un Vinitaly che ai nastri di partenza lasci il campo libero a ministri ed esponenti degli alleati indigesti di Fratelli d'Italia. Quelli alleati dai quali bisogna smarcarsi in modo netto, ribadisce Marcato, perché scimmiottarli a destra è stato letale. Gli elettori ci hanno punito perché fra una brutta copia e l'originale, l'elettore sceglie sempre l'originale. Noi dobbiamo tornare ad essere originali. Se non cambia nulla al Congresso federale, qualcuno dovrà assumersi la responsabilità del declino definitivo della Lega. Allora, così ieri l'assessore della Regione del Veneto Roberto Marcato. Saluto e ringrazio molto Federico Caner, assessore all'agricoltura, allo sviluppo, all'agricoltura, al turismo e ai fondi europei, insomma. Buongiorno assessore. Tutti gli ascoltatori. Allora, una battuta su questa vicenda, cioè se si va al Vinitaly non si può essere contemporaneamente, non avete il dono dell'ubiquità, no? Sì, beh, questo indubbiamente vale sicuramente per domenica, che è il giorno inaugurale, no? E che è il giorno anche del congresso, perché è vero che il Vinitaly dura di più, però la domenica è il giorno inaugurale, dove insomma abbiamo anche lo stand nostro istituzionale. È ovvio che per qualcuno di noi è un problema. Dopodiché, direttore, io francamente non è che penso che come a dietrologie varie, come qualcuno auspica, non credo sia stata fatta apposta questa cosa qua, semplicemente noi abbiamo tanti appuntamenti istituzionali e probabilmente anche a Roma non conoscono ovviamente l'agenda nostra e di conseguenza può essere anche scappato il fatto che ci sia. Dopo bisogna tener conto che il partito ormai è diventato un partito nazionale, infatti non a caso si farà a Firenze questo congresso che tiene conto anche di tutte le persone che arrivano da tutta Italia, probabilmente la data più congrua era quella, ma l'importante secondo me è che insomma, tengano conto che noi abbiamo anche questo impegno istituzionale. Dopodiché, guardi, il regolamento deve ancora uscire, quindi non sappiamo nemmeno se il congresso è un congresso aperto a tutti, se è solo per i delegati. Io per esempio non sono delegato, quindi probabilmente questo magari mi consente anche di poter essere presente al Vinitaly e eventualmente, insomma, successivamente poter fare un salto, insomma, ecco. Allora, assessore, i numeri di turismo straordinari, no? Un record, mi pare sia stato bruciato il record precedente. Sì, assolutamente sì, siamo in una situazione veramente molto positiva, cresciamo costantemente negli ultimi anni,
ma diciamo che ormai abbiamo raggiunto i dati del 2019 pre-Covid, dove avevamo fatto il record turistico, e nel 2024 io adesso ho i dati recenti proprio di chiusura che ci dà un più 2% di crescita rispetto al 2019, che era stato l'anno dei record. Quindi insomma vuol dire che il 2024 ha chiuso col botto, come si suol dire, e il 2025 ovviamente siamo appena alla partenza, ma insomma già ci dà dei dati di prenotazione, perché grazie ai nuovi strumenti che abbiamo messo in piedi del Data Appeal e anche dell'Osservatorio Turistico Regionale, noi siamo in grado anche a volte di fare delle previsioni sul futuro, che secondo me è la cosa più importante, perché un conto è dire i dati a consuntivo, ma il tema nostro è anche cercare di capire dove andrà il turismo, quali saranno i turisti di domani, quali esigenze hanno, e insomma vediamo che le prenotazioni sono già buone, quindi insomma un turismo che continua a crescere, e noi siamo molto felici di questo, anche se dobbiamo lavorare molto di più, secondo me, sulla qualità del turista che avviene nel nostro territorio, più che sulla quantità, dato che fortunatamente insomma, negli ultimi anni stiamo crescendo costantemente. Sì, poi alle viste ci sono le Olimpiadi del 2026, sarà diciamo, un momento topico anche per gli arrivi, no? Assolutamente sì, le Olimpiadi sono un appuntamento importante, fondamentale, non soltanto per il territorio di Cortina o Bellunese, ma per tutto il Veneto, direi addirittura per tutta la pianura padana, visto che è Milano e Cortina, e lascerà una legacy sul territorio, cioè un'eredità sul territorio importante, stimata in oltre 5 miliardi di valore, tra opere pubbliche che devono essere fatte e che saranno fatte, alcune fortunatamente riusciamo a farle entro le Olimpiadi, qualcuna è in ritardo ma verrà comunque fatta, ma soprattutto il patrimonio che ci lascia è diciamo, la conoscibilità di questo territorio, nel senso che a livello internazionale, grazie alle Olimpiadi, tutti parleranno di Cortina e delle Dolomiti Venete, e quindi significa che negli anni a venire ci saranno molti turisti internazionali che vengono qui per venire a vedere le nostre montagne. Noi stessi ci stiamo ingegnando anche per il settore montano, sia estivo che invernale, a fare una promozione internazionale, soprattutto negli Stati Uniti d'America, perché si potrebbe addirittura portare qui dei clienti, dei turisti che vengono qua, oltre che per vedere Venezia, Verona, le nostre colline, insomma tutto quello che abbiamo, ma anche per esempio per venire a sciare nelle nostre montagne. Certo. Tenete conto che sciare negli Stati Uniti costa uno sproposito, veramente uno sproposito, non ci rendiamo nemmeno conto dei costi rispetto a noi, e quindi secondo me grazie anche all'aeroporto di Venezia e ai voli diretti che possiamo mettere in piedi è possibile creare dei pacchetti anche per la montagna estiva e invernale. Ecco che le Olimpiadi rappresentano non solo un evento sportivo molto importante, ma insomma saremo conosciuti in tutto il mondo, e quindi secondo me dobbiamo approfittare, creare nuovi posti di lavoro e fare in modo che la gente, i giovani soprattutto, trovino le alternative e non abbandonino la montagna. Assessore, il rapporto agricoltura, vediamo come sta andando il settore primario, se ne parla sempre, devo dire, no? Noi abbiamo anche la rubrica di Lucio Zanato Agricoltura, adesso sui giornali c'è la storia del Prosecco Light, però ecco, fondamentalmente qual è il trend dell'agricoltura del Veneto in questo momento? Allora, abbiamo chiuso un rapporto del 2024 molto positivo in agricoltura. Ovviamente ci sono delle luci e delle ombre a seconda dei settori. Abbiamo dei settori che sono sicuramente trainanti, in primis il vitivinicolo, non solo legato al tema del Prosecco, ma sicuramente poi il Prosecco si tira dietro anche gli altri vini, sia bianchi che rossi. I rossi hanno un po' più di difficoltà, ma perché il mondo sta cambiando da questo punto di vista, quindi non solo i nostri vini a bacca rossa in Veneto sono in difficoltà o in Italia, ma direi a livello mondiale, anche per il tema della gradazione alcolica, che questo è un altro aspetto importante. Ormai le tendenze a livello internazionale è di abbassare il grado alcolico, non solo nei giovani, ma in particolare nei giovani. Il resto dell'agricoltura abbiamo avuto aspetti positivi sull'ortofrutta, penso al radicchio rosso di Treviso, anche se sulle quantità insomma siamo sempre un po' in difficoltà, però molta qualità, quindi sul valore aggiunto, la produzione in termini di valore, questa è cresciuta ovunque. Abbiamo il problema dei seminativi, lì c'è un problema grave legato al mais, al frumento, alle erbacee, insomma diciamo così. Queste scontano delle situazioni anche a livello internazionale difficili, abbiamo più competizione. Poi io dico sempre una cosa, direttore, molto spesso si
parla di sostenibilità ambientale. In pianura padana non è facile fare agricoltura perché le condizioni pedoclimatiche che abbiamo qua sono difficili. Infatti guardi, io arrivo, prima di venire da lei, ho fatto un incontro al Cerletti dove si discuteva anche di queste tematiche qua, di quanto il professor Manzoni fece sul sistema vitivinicolo con la ricerca e l'innovazione, e io credo che il tema sia proprio questo, cioè dobbiamo cercare, grazie alla ricerca e all'innovazione, di poter fare agricoltura in maniera più sostenibile, per esempio col tema delle TEA, che sono le tecniche di evoluzione assistita, che non è OGM, sono due cose totalmente diverse, ma che ci consente insomma di avere delle piante anche più resistenti a certe fitopatie e quindi poter anche coltivare senza inquinare insomma dal lato, anche perché guardi, la Commissione Europea ogni anno toglie prodotti destinati all'agricoltura considerati tra virgolette impattanti, ma alcuni lo sono o lo sono stati e sono già stati, diciamo, mollati molti anni fa. Alcuni francamente non sono secondo me così impattanti, però insomma la Commissione ha questa visione. Quindi noi abbiamo un'agricoltura da chiaroscuro, cioè nel senso un'agricoltura che cresce in alcuni settori, in altri un po' meno, però insomma devo dire che per quanto ci riguarda come Veneto, insomma io chiudo un 2024 tra turismo e agricoltura in maniera positiva. 18 miliardi nel turismo, 8 miliardi in agricoltura. Quindi insomma, diciamo che ad oggi per il momento non ci possiamo lamentare. Senta Assessore, invece c'è il rischio dazi, no? Soprattutto almeno per l'agroalimentare potrebbe essere davvero un grosso danno, no? Sì, allora il tema dei dazi è un problema che in effetti diciamo, spaventa molto le nostre aziende, non solo le nostre aziende agricole, ma direi un po' tutte le aziende che esportano all'estero. È anche vero che dobbiamo anche comunicare le cose in maniera corretta. I dazi ci sono sempre stati, fuori Europa li abbiamo sempre avuti. Ricordo per esempio che nel Sud America, ecco appunto parlando di vini, ma potremmo parlare anche di altri prodotti, abbiamo dazi che arrivano al 55%, infatti noi difficilmente abbiamo esportato vini in Sud America per esempio, non a caso adesso gli accordi sul Mercosur, no? Che da un lato ci spaventano per alcune produzioni, però per altre possono essere un vantaggio, un'apertura, no? Per esempio proprio per il vino, magari su altre produzioni invece dove noi importiamo, ovviamente qualche nostro agricoltore è preoccupato perché teme invece di avere la concorrenza di quei prodotti. Quindi i dazi ci sono sempre stati. Come si superano i dazi? I dazi si superano con accordi poi bilaterali che avvengono. Ecco che io penso che francamente questo governo abbia fatto bene comunque a coltivare un rapporto di dialogo, di amicizia, in particolare con gli Stati Uniti, perché se è vero che l'amministrazione Trump ha già annunciato che li farà, intanto non li ha ancora messi e non ha detto quanti ne mette e dove li mette. Questo è fondamentale per noi, perché francamente se mettesse i dazi su alcune produzioni europee che però coinvolgono marginalmente l'Italia, per noi il danno sarebbe relativo. Non sto dicendo che è un bene che altri stati magari abbiano, che ne so, i dazi sull'automotive per esempio, però voglio dire, se c'è la possibilità di fare degli accordi, visto che noi esportiamo ma dall'America importiamo anche, penso molti seminativi li importiamo, allora è anche vero che uno può anche dire guarda, cioè, da un lato prendo, da un lato do, e quindi insomma ci sono degli accordi, ecco, dopo è normale essere prudenti, però insomma io credo che Trump abbia anche dimostrato, detto francamente, tra di noi, siamo in televisione, ma come dicessimo tra di noi, che a volte diciamo, esce in maniera un po' molto forte, un po' sopra le righe, poi abbiamo visto che l'azione non sempre corrisponde alle dichiarazioni, quindi io aspetterei di vedere. Certamente. Senta, tornando alla diminuzione dell'alcol, si sta parlando del Prosecco Light, a cosa è dovuto? Alla questione del nuovo codice della strada e al fatto di cercare di far fronte comunque a questa strage sulle strade? È anche quello? Grazie direttore per questa domanda, perché mi dà anche la possibilità di fare anche un po' di chiarezza. Allora, innanzitutto il tema del dealcolato o quantomeno di abbassare il grado alcolico, che non vuol dire zero, ma quantomeno abbassarlo, è una tendenza internazionale. Cioè tutti a livello internazionale, proprio il consumatore. Allora, giustamente io dico, siccome noi il vino certo lo facciamo, ma
il nostro compito principale è anche poi venderlo, ovviamente, esportarlo, fare economia. Quindi è ovvio che se il mercato ti chiede questo, una risposta tu la devi fare. Quindi io non trovo scandaloso il fatto che si possa anche ragionare su vini dealcolati, che sia totalmente o parzialmente, lo vediamo. Certo è che è vero che l'alcol serve anche per estrapolare quelli che sono profumi, caratteristiche, anche organolettiche molto importanti, quindi è per questo che l'alcol c'è nel vino, non perché piace l'ebbrezza, ma perché aiuta a tirar fuori il meglio del vino. Però insomma si può ragionare anche con un grado alcolico più basso. Il ragionamento invece fa lei, che oggi vediamo, perché è inutile non diciamo, coprire ciò che sta avvenendo. Nei ristoranti, negli hotel c'è stata una diminuzione di consumo di alcol dal 30%, in certi casi si è arrivati addirittura al 50% per i superalcolici. Certo che questo è dovuto al fatto che la gente ha preso paura, però dobbiamo essere anche onesti e fare una corretta comunicazione. Allora, il governo non è intervenuto abbassando il tasso alcolemico, cioè è rimasto sempre 0,5 per normativa. Quelle che sono aumentate sono le sanzioni, ma per chi ovviamente sfora questo. Ecco, guardi, poco tempo fa c'eravate anche voi come media, Castagnera ha fatto una dimostrazione, produttore di vini e di grappe, ha fatto una dimostrazione e ci siamo messi a cena, quindi con gli opinion leader, e abbiamo provato, abbiamo bevuto 3 bicchieri di vino, un prosecco, un incrocio Manzoni bianco, un rosso, e poi abbiamo fatto una prova con un po' di grappa finale, ovviamente intervallati, mangiando, quindi cena. Alla fine abbiamo fatto il test con un alcol test. Eravamo tutti sotto lo 0,5, addirittura io ero 0,2, ma insomma quasi tutti. Questo cosa dice? Dice che se tu bevi in maniera consapevole, conosci il tuo corpo, lo fai rispettando i giusti tempi e prima di metterti in macchina fai anche una prova. Io consiglio a tutti di acquistarsi questo strumento che non costa chissà cosa, con 70 euro nel mercato la trovi, te lo metti in macchina, prima di metterti alla guida provi e vedi se sei sotto. Ecco, questo ci consente di poter bere in maniera consapevole e di poter guidare rispettando anche le normative. Ecco, questa secondo me è una comunicazione da dare, perché è vero, direttore, che purtroppo dopo quella legge là, io parlo con i ristoratori, gli albergatori, c'è stato un danno. E vanno a ruba gli etilometri ed è giusto comunque controllare prima di mettersi alla guida. Allora andiamo in pubblicità un minuto e torniamo con l'assessore Federico Caner. State con noi. Allora di nuovo in diretta con l'assessore al turismo e all'agricoltura della Regione del Veneto Federico Caner, dati straordinari per quanto riguarda il turismo. Assessore, la politica, no? Regionali 2025, contrasti all'interno della coalizione di centrodestra tra Lega e Fratelli d'Italia, terzo mandato ancora non si sa. Come finirà? Come finirà? Diciamo che lo sanno in pochi, forse nessuno in questo momento qua, perché insomma diciamo che la situazione non è ancora chiara. Innanzitutto per il tema del terzo mandato, anche se ci dicono molto difficile, però ricordo anche che a aprile ci dovrebbe essere anche la consulta della Corte Costituzionale che si esprime sul tema del blocco dei mandati, quindi per capire se questa effettivamente, sulla base del ricorso che il Presidente De Luca della Campania ha fatto, e quindi ovviamente se ci dovesse essere un pronunciamento vale per lui ma vale anche per tutti gli altri. Quindi diciamo che c'è questa porticina che potrebbe anche aprirsi, questo dipende, ripeto, da quello che diranno i giudici, però diciamo che non è chiusa totalmente questa cosa. In ogni caso, che sia aperta o che sia chiusa, è ovvio che un partito come il nostro ha l'obbligo anche di interrogarsi, di capire chi può essere un successore e soprattutto come affrontare questa sfida. Guardi, io non mi stupisco del fatto che ovviamente ogni partito cerchi di portarsi a casa la possibilità di avere il Presidente, questo è normale. La Lega cerca di rivendicarlo perché insomma usciamo da 15 anni di governo, secondo me anche fatto bene, ovvio che sono parte in causa da assessore, però insomma credo che abbiamo governato bene. È legittimo che anche gli altri partiti
Fratelli d'Italia in primis possa pretendere ovviamente uno spazio, visto che attualmente sui sondaggi e anche a livello nazionale e anche locale ovviamente sono in testa. Io credo però che sia importante evitare anche quello che avviene oggi, cioè troppi contrasti interni, direttore, perché francamente noi che siamo addetti ai lavori capiamo queste cose qua, le logiche, poi ognuno giustamente vuole avere lo spazio perché ha paura di sparire come partito, però il cittadino queste cose qua le comprende bene. Il cittadino quello che comprende è: hai governato bene, non hai governato male, è giusto che tu continui o non continui, e farlo ovviamente evitando anche di spaccare un centrodestra. Adesso io non so cosa succederà, ovvio che se chiede a me in questo momento qua dubito che si arrivi a una spaccatura, credo che alla fine una sintesi ci sarà. Poi ripeto, è ovvio che ognuno fa i conti per conto proprio, è normale che sia così in politica e che tiri l'acqua al proprio mulino. No, tra l'altro manca ancora del tempo perché si voterà in ottobre-novembre probabilmente. No? Allora grazie Assessore, grazie molte per essere stato con noi e ci colleghiamo in diretta con Vanessa Banzatto per vedere La scuola di una volta, una mostra sulla scuola delle lavagne, di altro genere di scrittura, non c'erano i tablet, non c'erano i cellulari. A te Vanessa. Sì, buongiorno direttore. Insomma, la vera scuola di una volta. Non c'erano decisamente né tablet né telefoni cellulari, c'erano i pennini, c'era l'inchiostro, c'erano i banchi di legno, c'erano le seggioline proprio piccoline per i bambini e le bambine. Con me il sindaco di San Zerone degli Ezzelini, Fabio Marin, e il curatore della rassegna, Egidio Guidolin. Siamo a Villa Rubelli, si può dire nella suggestiva cornice di Villa Rubelli, perché è sempre splendido questo edificio. Cosa si trova qui, sindaco? Qui si racconta la scuola di una volta. Grazie alla collezione di Egidio Guidolin, Villa Rubelli si trasforma. Abbiamo delle sale che sono allestite con i banchi di una volta. Riusciamo ad assaporare, a sentirne proprio il profumo di quella che fu la scuola. Ci sono delle sale allestite che parlano delle varie tematiche che venivano affrontate con la scuola, per cui riusciamo proprio a rivivere quella che è stata la storia della scuola di una volta, partendo dall'Unità d'Italia fino al secondo dopoguerra. Una mostra unica, una delle più belle mostre che abbiamo fatto fino ad oggi in Villa Marini Rubelli. Egidio Guidolin, lei è curatore della rassegna, in realtà è anche la persona che ha collezionato nel giro di decenni tutto questo materiale. Sì, sono quasi 50 anni che ho cominciato a raccogliere questo materiale, non è da ieri, e sono felicissimo di continuare ancora a raccogliere questo materiale. E tra l'altro diceva, l'ha trovato anche negli ecocentri. Madonna, e che belle cose che ho trovato negli ecocentri anche. Benissimo, insomma la mostra verrà inaugurata tra l'altro questa sera alle 18 e insomma sarà aperta fino al prossimo 15 giugno. Nei giorni? Il sabato e la domenica nei giorni festivi, poi durante la settimana per i gruppi. Insomma da visitare assolutamente per fare un vero e proprio tuffo nel passato e fare un po' anche il paragone con la scuola dei giorni nostri. Direttore, da San Zenone è tutto, ti ricedo la linea. Per la parte tecnica verremo senz'altro alla mostra della scuola che non c'è più. Vi dico quali sono gli ospiti di stasera a Focus: Matteo Baldanna, Pietro Bean, Federico Valentina Dalla Corta, Michele Favero, Giuseppe Marra e Giorgio Tronca. Grazie ai nostri registi Simone Merlo e Tony Esposito, e ci vediamo stasera. Grazie, buona giornata.